perché insieme a padre Filippo forse è necessario, prima che il dibattito prosegua, ed è giusto che prosegua, anche per i tempi che personalmente ho in questo momento a disposizione. Ma parto da un dato: il sindaco l'altro giorno mi ha informato dell'assemblea che aveva in mente, o che comunque era già stata preannunciata, mi informava di questo. Io ho risposto, lui se lo ricorderà, ha detto: mi sembra un po' strano fare un'assemblea se poi si fanno tante domande, chi risponde alle domande? Perché se uno chiede tempi, modi, perché, quando, alla fine qualcuno deve rispondere. Mi immaginavo, gliel'ho detto, che a queste domande era difficile rispondere all'interno di chi faceva le domande, se non c'era qualcuno che poteva rispondere. Io avrei preferito, gliel'ho detto, essere invitato. Però gli ho detto: farò di tutto per esserci, però siccome non so se riuscirò, lo tenga riservato. Poi mi è venuto in mente di chiedere al provinciale, padre Filippo, che ringrazio perché ha accolto subito, anche se ci siamo sentiti proprio nelle ultime ore, ho detto: ma se la sente di venire, perché così anche interloquire mi sembra bello. Vescovo provinciale, cioè colui che guida la decisione e la orienta a nome dell'ordine dei Cappuccini. Io vorrei prima prevedere alcune domande, perché le domande sono anche le mie, lo sa padre Filippo, e anche prima di lui, perché questo discorso non è nato ieri, né ad agosto, né addirittura è nato prima che arrivassi io. Cioè vari capitoli, che è proprio il luogo dove è il modo con cui si ritrovano l'ordine, come tutti i religiosi attorno, tutti insieme, e decidono l'orientamento per gli anni successivi. Vari capitoli, vari momenti quindi l'incontro dell'ordine avevano già previsto questa chiusura da tempo. Poi magari padre Filippo lo preciserà. E ogni volta che arrivava questa minaccia, tra virgolette, non è una minaccia, ma era una programmazione, perché nessun ordine, come nessuna diocesi, da un momento all'altro decide una cosa, e lo decide in base a motivazioni che io non entro, perché quando c'è un ordine religioso in una diocesi, compreso i salesiani che sono stati ricordati prima, il vescovo non può imporre nulla, sia chiaro, può chiedere, può favorire un dialogo, ma non può, perché ogni ordine religioso è autonomo. Questo è importante, perché qualcuno, anche nei commenti svariati che si sentono, a volte pensa: il vescovo poteva, non poteva, ha deciso, non ha deciso, ma che? Chi lo dice? Questa è la prima informazione che vi voglio dare. Il vescovo non può decidere al posto dell'ordine religioso, perché l'autonomia nella Chiesa, nell'ordine religioso, è riconosciuta e giuridicamente valida. Questo lo dico perché anche per i salesiani, ricordava il signor Arzo prima alcuni passaggi. Uno non ha potuto fare nulla, che faceva le barricate. Si vuole fare le barricate, si possono sempre fare, ma non è che cambia la realtà. Quindi già prima che arrivassi questo era già nella prospettiva. Negli ultimi tempi questo è diventato, ma l'ultima lettera ufficiale è arrivata proprio ad aprile, fine aprile scorso. Eravamo anche in un tempo non facile, ma abbiamo dialogato tanto. Lui sa quanto il vescovo ha chiesto, il padre Enrico lo sa, quanto il vescovo ha chiesto anche con lettere precedenti. Non le volevo portare perché, però la disinformazione non aiuta l'informazione. Quando c'è una domanda da fare, e ve lo dico qui presenti, andate direttamente alla fonte, per favore, non contagiatevi
tra chi non può dare la risposta se non per sentito dire. Perché questa non è un'operazione né civile né ecclesiale. E dico ecclesiale perché mi sembra importante. Anche il sindaco ogni tanto sentirà dire: il sindaco ha detto, l'amministrazione fa, e poi non è così. E le fonti sono dirette e anche la maniera di giocarsi faccia a faccia è interessante, in maniera sempre corretta e rispettosa. Per questo apprezzo un dialogo, sono venuto per questo. Però bisogna anche mettere i punti fermi, altrimenti si parla senza sapere. Quindi l'ultima è stata ad aprile. Io ne ho parlato l'ultima volta ai preti, perché era giusto, proprio quando è uscito il comunicato, che a leggerlo bene dall'inizio fino alla fine, e non solo nell'ultima parte, esprime il profondo rammarico della Chiesa locale per questa decisione perentoria e irrevocabile, che ha chiesto che nell'ottobre 2022 ha notificato che nell'ottobre 2022 l'ordine cappuccino lasci il santuario. E le motivazioni preferisco che le dica padre Filippo, ma queste sono le cose certe. Ma voi immaginate se a un vescovo non piacerebbe la conferma di una presenza religiosa? Nel comunicato è anche scritto, e io gliel'ho detto a voce, è stato riportato anche per iscritto: ma scusate, le zone interne perché le dobbiamo lasciare? Le dovete lasciare se sono le più povere, quelle che hanno più bisogno, che danno a volte anche le vocazioni. Io spesso ho insistito su questo. Non sono le città che danno le vocazioni, a mio parere, sono proprio le zone, e anche la nostra diocesi ha dato una vocazione ultimamente che speriamo raggiunga l'obiettivo, ed è Francesco di Balisardo. È venuto da qui. Perché? Però io non posso entrare nei meriti, perché lo sguardo, l'orizzonte, la scelta non spetta a me. E nasce da un ordine che non è legata alla diocesi, è legata a uno sguardo provinciale che attraversa la Sardegna tutta e la Corsica in questo momento, e di cui padre Filippo è responsabile, ma riguarda poi i suoi collaboratori. Nessuno decide da solo, neanche un vescovo decide da solo, perché deve rispettare anche il parere dei suoi collaboratori. Poi si prende la responsabilità e può anche sbagliare, grazie a Dio. Però questi punti fermi è importante, quindi tutte le iniziative sono buone per dialogare, ma anche per far capire il dinamismo che c'è dentro la Chiesa e che a volte risulta incomprensibile, può darsi, ma ha le sue regole. Mi piace tutto questo che avvenga in dialogo, perché questo permette di capire. Padre Filippo. Non ho ovviamente preparato nessun discorso da dirvi, quindi lascio fluire un po' le parole. Innanzitutto testimonio che il vostro vescovo si è battuto, ancora si batte come un leone, e come ha detto, perché ci tiene a voi, ci tiene alla diocesi, quindi non ha lasciato niente di intentato e di non detto per cercare di convincere i cappuccini a rimanere qui. Questo glielo devo lo testimonio, così come testimonio che anche il parroco padre Enrico si è battuto e si batte ancora, perché sappiate, siamo 65 cappuccini in Sardegna, non è che tutti all'unanimità pensiamo allo stesso modo. Quindi sappiate che il vostro padre Enrico ancora batte i piedi, e sono anche contento per questo, perché vuol dire che ama questo luogo e ama quello che fa, e anche a lui glielo devo davanti a voi questa testimonianza. Quello che dico non lo dico perché devo convincervi di qualcosa,
perché il primo a pensare che non è bello andare via di qua sono io. Cosa c'è di bello nel chiudere una presenza, nel chiudere un convento, nell'abbandonare un luogo dove tanti frati hanno speso sudore, fatica, dove si è fatto tanto bene, dove si è fatto tanto. Il primo a dirlo insieme a voi sono io, non c'è niente di bello in questo. Diciamo che ecco, quello che vorrei fare con la mia presenza qui sarebbe perlomeno che conoscessimo le rispettive realtà. Io vi ascolto, vi guardo e cerco di capire la vostra sofferenza, le vostre difficoltà che in parte già conosco e vorrei semplicemente raccontarvi un po' le nostre. Non è un tempo molto florido né per le chiese diocesane né per gli istituti religiosi, e di questo ne avete già una dolorosa esperienza. E noi, per quanto sembriamo vivaci e vivi, facciamo la stessa esperienza. Già negli ultimi 2 anni abbiamo purtroppo e dolorosamente abbandonato il servizio di ospedale di Cagliari, così come il servizio nella parrocchia di Gesturi, paese natale del Beato Nicola, così come quello alla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a Bastia, e in tutti questi casi non è stato bello fare questa scelta. Vi dico soltanto qual è la realtà che ci troviamo a vivere oggi, per quanto, ripeto, possiamo anche non condividere le soluzioni al problema. 4 o 5 conventi con 2 frati, il convento di Lanusei, come sapete tutti, vede Padre Enrico vivere da solo. Spostare frati da una parte all'altra significa che devo averne abbastanza anche per riempire tutti i conventi, cosa che è difficile fare. Negli ultimi anni diversi frati sono usciti, alcuni frati sono morti. Quando voi andate in convento, quando voi salite al santuario, voi vi aspettate un frate accogliente, un frate sorridente, una testimonianza di vita fraterna gioiosa. Nel tempo questo in generale sta venendo a mancare. Nell'assottigliarsi un po' delle fila, nell'avere tante cose da fare, tante persone da servire, il rischio è trovare frati burberi, frati stressati, e questo cosa vuol dire? Che ridimensionare le nostre presenze, chiudere alcuni luoghi, serve perché i frati facciano un servizio, caritatevole, un servizio e una testimonianza valida. Adesso questo forse non c'entra niente con la scelta di un luogo piuttosto che di un altro. Diceva Monsignor Mura che negli anni diverse volte il nostro capitolo aveva preannunciato questa chiusura. Io devo dire la verità, dopo la mia elezione, ancora con il ribadire del capitolo di questa necessità, sono venuto a incontrare Monsignor Mura in Episcopio col cuore pesante, devo annunciare che dobbiamo andare via nel 2019. Avendo parlato con lui, avendo visitato il santuario, avendo visto la realtà, mi sono stato zitto, perché ho detto non precipitiamo, aspettiamo. Avevo il cuore pesante nel farlo e quindi non ho detto niente. Però cosa succede? Che negli anni, nei mesi, la nostra situazione sta peggiorando. I frati che mi chiamano quando ci mandi qualcuno in aiuto, aumentano. Nell'arco di pochi mesi
io già sono, come dire, illegale nelle mie disposizioni perché ho troppi conventi con 2 frati. La nostra legge non ci permette di avere una fraternità con meno di 3 frati. E già il ministro generale mi tira le orecchie. Questo solo per dirvi, la situazione nostra è anche difficile ed è anche di sofferenza, e nella sofferenza poi anche il servizio alle persone non si fa bene. Con questo non voglio dire che voi meritate che noi ce ne andiamo, non è così. Credo che nessuno lo merita. Potete discutere, lo capisco, anche con il fatto che abbandoniamo questo convento, questo santuario, e non vi, come dire, non cercherò di convincervi della giustezza del farlo, non è giusto. Ripeto, sono il primo a dirlo. Non troverei un convento che è giusto abbandonare in Sardegna come fuori. Per adesso non mi verrebbe in mente altro da dirvi. Più che altro, ecco, volevo innanzitutto condividere un po' la nostra situazione, perché iniziamo a capire anche con coscienza cosa sta succedendo. No, penso che ciò che hanno detto il vescovo, il provinciale sia sufficiente in questa sede. Io posso testimoniare e posso dire solo questo, di quanto la gente ci manifesti affetto, quanto il nostro essere operativi, a partire dal santuario, nel santuario, sia appunto un luogo di incontro per tanti e un punto di riferimento. Posso testimoniare questo, che anche persone che magari non vengono tutti i giorni in chiesa, a volte vengono a chiedere un consiglio, una parola di conforto, e questo è molto importante, cioè significa che siamo una presenza. E poi ci sono 8 anni qui alla Musei e vedo questo, quanto questo luogo, più di altre nostre presenze in provincia, ha bisogno della nostra presenza. Perché Perché è un luogo disatteso da tutti, cioè dico da tutti, nel senso che l'ospedale stava per chiudere, il tribunale, e i salesiani se ne sono andati. Don Rua disse, Don Rua, successore di Don Bosco, non abbandonate questo luogo pensato dal fondatore. Beh, di fatto se ne sono andati. Le nostre costituzioni recitano questo. E andare nelle parrocchie povere, quelle che gli altri non vogliono prendere, andare dove nessuno vuole andare. Ecco, io dico, forse dovremmo stare attenti a questo. Secondo le esigenze di questo luogo, che tante volte è abbandonato dei più, forse noi cappuccini dovremmo stare attenti a questo passaggio, però le spiegazioni le dà il mio provinciale, che ringrazio. Ecco, mi sento di dire questo, poi voi sapete quanto io sia affezionato a voi, a questa terra. Ringrazio il provinciale per aver detto che io mi batto sempre, a volte voi, chi mi conosce bene sa che mi animo, anche in modo animato. Ecco, siamo nelle mani di Dio questo, e noi facciamo la nostra parte. E grazie anche a voi che ci dimostrate il vostro affetto. Do la parola a Andrea, poi eventualmente anche a padre Filippo. Sì, siccome dobbiamo andare tutti e due per altri impegni che abbiamo, io vorrei concludere, almeno dal mio punto di vista, e poi anche padre Filippo. Sì, sono rimasto molto ammirato di tutte le cose che ho sentito, soprattutto della vostra partecipazione anche emotiva a tutto questo, e lo capisco, lo comprendo, e sono contento anche di avervi
ascoltato. Io credo che talvolta, e non vale solo in questo caso, tutte le nostre attese, i nostri desideri passano attraverso altre motivazioni, altre scelte che non possiamo a volte decidere, e questo lo dobbiamo sapere, lo sappiamo in tante maniere purtroppo, però è anche bello aiutare a riflettere, e questo credo che sia stata una bella occasione per aiutare a riflettere anche l'ordine dei Cappuccini, di quanto loro sono amati e voluti e siete riconoscenti. Poi le decisioni le prende sempre chi le deve prendere e se ne assume sempre la responsabilità. Questo vale in ogni luogo, vale per un sindaco, vale per un presidente del Consiglio, vale per un presidente della Repubblica, vale in una famiglia. A volte ci sono scelte che non si vorrebbero mai fare. Io mi auguro anch'io che tutto il rammarico che stiamo esprimendo oggi trovi uno spazio, però se non lo troverà, e io sapete, ve l'ho detto che mi auguro che ci sia un cambio e ho lottato davvero perché ci sia, avverrà per tanti motivi, ma l'aspetto che state sottolineando voi può contribuire a una riflessione, però non può, ve lo dico perché non voglio eludere nessuno, però mi piacerebbe essere smentito, non può dipendere solo da una reazione. Capisco ed è importante, aiuterà sicuramente, poi fate tutto quello che ritenete opportuno. Permettetemi anche di dire un'altra cosa, vale a volte anche come vescovo quando si tratta di preti, non di ordine religioso. Ripeto, l'ordine religioso ha dei percorsi diversi da quelli diocesani, a volte sono emersi anche qui così un po' di miscugli, ma non è così. L'autonomia di un ordine religioso è garantito dalla Chiesa. Però io mi metto al posto suo e a volte mi metto al posto mio. Desiderare preti, sacerdoti, religiosi in un luogo è assolutamente apprezzabile e spero che non finisca mai. Ma i numeri, io mi chiedo talvolta, ma da dove vengono i religiosi e da dove vengono i preti? Chi dà questi numeri? Non c'è una catena di montaggio che sforna preti e religiosi. Oggi c'è una diminuzione forte, dovunque nella Chiesa, ne ha vissuto, in 2000 anni ne ha vissute tante di queste fasi. E oggi è questo. Però tutti coloro che desiderano avere sacerdoti sentono, spero, e chiaramente è così, la Chiesa, la necessità della Chiesa vicina, ma la Chiesa è fatta non solo da richieste, è fatta da consapevolezza, è fatta dal mettere dentro le nostre famiglie e le nostre comunità aspetti che possono portare a vocazioni, non impedirle. Cosa ne dite quando una famiglia, per esempio, ha un figlio che vuole entrare in seminario o diventare sacerdote religioso e la famiglia dice no? Cosa ne dite? Cosa ne dite quando una comunità non sostiene i propri presbiteri, novizi, seminaristi? Questo è fondamentale, parte da lì. Non è che improvvisamente, come lamentarci che è caduto un palazzo e non ci siamo preoccupati se le regole per la costruzione sono state rispettate. Ve lo voglio dire con molta simpatia e con molto apprezzamento per quello che ho notato, che mi piace, che raggiungesse anche altri settori, altri momenti. Mi auguro davvero che si possa cambiare idea, lo so, però se non c'è attorno tutto questo, non solo questo momento diverrà, diciamo, impossibile da far cambiare la prospettiva, ma diverrà anche incapace di farci mobilitare delle risorse che non nascono solo al momento in cui c'è bisogno. Ho sentito tante cose che meriterebbero tante riflessioni, perché ognuno aggiunge sempre qualche cosa. Quando avete bisogno di parlare, ma correttamente e rispettosamente, chiamatemi. Oggi non sono venuto perché ero invitato,
potevo venire e non venire, però mi piacerebbe, quando si tratta di problemi che riguardano tutti e soprattutto la Chiesa, la parola di chi la Chiesa in quel nostro momento ha la responsabilità di guidarla, ci sia, venga richiesta. Potrei dire tante cose su questo, però vi invito a coinvolgervi sempre così, a coinvolgere chi è responsabile su tutti i fronti, su ogni cosa. Grazie. Vorrei dire 3 cose, cerco di essere breve. La prima è una precisazione per quello che vale. Se i frati abbandonano il santuario, non chiude il santuario. È una precisazione che va fatta, giusto per capirsi. La seconda cosa è che credo che dobbiamo avere anche rispetto per i sacerdoti. Io capisco la comunità, che voi abbiate i frati, però il rischio è che poi, come dire, si svaluti chi si sta spendendo in tutta la diocesi. Non è che solo i frati danno la soluzione, solo i frati. Riconosciamo anche che cosa sta facendo tutto il clero diocesano. Questo spetta a me dirlo, perché tante volte qui come in 1000 altri posti siete frati sì, preti no. Non è bello, e non è bello sentirlo per chi si sta spendendo. Quindi mi piacerebbe, spetta a me dirlo, perché sono religioso. La seconda cosa, rispetto tutti gli interventi, anche quelli fatti con rabbia, anche quelli fatti con veemenza, perché capisco cosa c'è dietro. Non mi sono sentito offeso, ho capito, anzi vi fa onore, come dire, aprire il vostro cuore anche in questo modo. Quindi da questo punto di vista per me va bene e raccolgo tutto quello che è arrivato da tutti. La terza cosa è, io non sono potente, sono impotente in questo momento, perché se fossi potente troverei tutte le soluzioni per tutti i problemi. Invece da anni, anche i superiori prima di me, ci stiamo interrogando su come risolverli e non è facile. Quindi capite che non è una scelta fatta a freddo e a tavolino, o anche adesso non è che stiamo usando il righello e la squadretta nel riflettere, nel parlare, nel fare. Non sarei qua ad ascoltarvi, perché dall'alto, come diceva la signora prima, della mia cattedra avrei preso le mie decisioni, e chi se ne importa poi di chi soffre. E io invece voglio guardare in faccia anche questo. È giusto che anche la vostra sofferenza mi schiaffeggi, mi sembra giusto, perché non si tratta di numeri, ma si tratta di persone e di una realtà che è la vostra, che sta soffrendo e continua a soffrire. Vi dico anche che si parlava prima dell'obbedienza di Padre Enrico. Sappiate che anche io obbedisco alle situazioni, obbedisco al mio generale, obbedisco a tante cose, obbedisco anche alla fraternità provinciale, perché il capitolo è sovrano più del ministro provinciale in questo caso. Quindi vedete che la situazione è molto complicata e i problemini che vi ho descritto prima sono la punta di un iceberg di tante cose che io ho fra le mani e devo cercare di risolvere. Quindi vi chiedo perlomeno di capire che non è una cosa semplice, non è uno spostamento di frati da qua a là, c'è molto, molto, molto di più, che anche per una questione di pudore non vado a dire in giro a tutti e per tutto. E io ho l'obbligo nei prossimi anni di chiudere forse anche 3 conventi, non uno. Parlavo con la ministra provinciale del Centro Italia ieri, l'altro giorno, e mi ha detto: quest'anno ho chiuso 5 conventi e l'anno prossimo ne devo chiudere altri 5, per dirvi, come dire, in giro che aria si respira. Cappuccino.
Vi ho detto tutto questo solo per dare un ulteriore contributo al vostro dialogo che deve andare avanti, come dire, liberamente siete chiamati a fare, e sicuramente poi sentirò l'eco anche di tutto il lavorio che state facendo, come è giusto che sia. Non dico altro, non aggiungo altro, rimango in ascolto poi. Ringraziamo e salutiamo Monsignor Mura e Padre Filippo.